Dategli un po' d'acqua prima che vomita. Grazie. Assai. Niente, stavo dicendo questa cosa allora. Facevo faccia su un allangione. Già appena c'è una puzza e muore. È una puzza e ti faceva per dire. Niente, ti faceva fare i brividi nella schiena, ti faceva chiamare. Disse, ma chi sto che fa sta puzza? Non capivo come mai c'era tutta sta puzza là. E allora mi sono rivolto a un vicino. E dove mi faceva sai quel? E chi durò primo piano. Fa un feto che non si può sentire. Prima non si lava, poi la puzza la scende. Hai provato a parlarci con questo inquilino? Certe volte basta parlare. Beh, Senti, sai, io ci dissi qualche cosa, diciamo, scendendo la scala, perché nell'ascensore c'è un feto e muore. e va bene, avvicinati, lo so che sei timido. Se per via e sopra c'è una puzza d'ascensore che fa schifo. Ma scusate se parla così, signor Parri. No, non ti posso aiutare. Ma come mai, signor Parri? Io venne da lei, ho fatto sempre, è stato a sua Devi sapere che noi, in queste questioni di puzza, difficilmente ci vogliamo entrare. Perché vedi, la puzza ci fa schifo. Siamo persone profumate, profondamente. Noi ogni tanto, sì, ci occupiamo di qualche cosa. Lavanderia. Ma ti ripeto, con la puzza non ci vogliamo avere a che fare. Io ti capisco, posso capire che tu soffri dentro di te tu hai un profondo astio verso questo coinquilino, però puoi usare il deodorante, quello per le ascelle, quello per il colpo. Spruzza un po' di deodorante la mattina e hai risolto il problema in tutto l'ambiente. Ma non hai bisogno di, di espettorare. E chi mi mette la spruzzato davanti nella palestra? No, non è cosa nostra, non c'entriamo niente, non è tua la puzza. Io lo capisco, io l'apprezzo. Certo, lei è il padrino, io lo capisco e l'accetto. Se a lei ha preso questa decisione, devo solo accettare questo. Ma un feto, però. Aspetta. Io non capisco. Tu vieni qui da me e ti pare che siamo un'impresa di pulizia. Noi siamo persone compassionevoli, che aiutiamo il prossimo, aiutiamo tutti. Ma non siamo un'impresa di pulizia. Tu pensi che io... Pure tu fai puzza, molto. Ich appa essere perché me ne riesce Ti sei l'ascensore. lavato stamattina? Io, ma c'è da verità, pure io mi sta picchiando. Lasciami una mano. Bravo. Vedi, per questa volta forse ti aiutiamo. Vediamo cosa possiamo Che fare. grazie, signor Parri. Al limite, non lo so. Gli facciamo un bel bagno noi tutti e quattro insieme. E lo purifichiamo con Veramente con la così lavanda. felice, grazie, Una signor. buona giornata. Buonasera. Che dobbiamo fare, padrino, di questo di qua? Fateli il carenne a gebbia, assieme ai pesci rossi, e ciccate un chilo di candeggina. Così si purifica. Che schifo.